Il progetto DOGE è un progetto regionale finalizzato alla creazione di una rete di servizi per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per consentire la loro interazione costante con l'azienda e rendere immediatamente disponibili i dati di natura clinico-amministrativa della popolazione assistita, favorendo anche così la continuità assistenziale. Il progetto DOGE ha inoltre introdotto la digitalizzazione del ciclo prescrittivo, ovvero le prescription. La Regione Veneto ha affidato l'iniziativa all'azienda USL 19 di Adria, in collaborazione con i sistemi informativi dell'azienda USL 18 di Rovigo, per la realizzazione del progetto, affidando l'incarico di consulenza e progettazione della rete al Consorzio Arsenal. La fase di sperimentazione è durata 2 anni ed ha portato a regime al coinvolgimento della totalità dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dell'azienda. Con la realizzazione di questo progetto, il cittadino è stato posto al centro dei processi di diagnosi e cura e contemporaneamente sono stati aumentati l'accuratezza e la tempestività delle comunicazioni, garantendo anche di assolvere alle richieste di trasmissione telematica delle informazioni di carattere sanitario e amministrativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Sistema Sanitario Nazionale. Con la realizzazione di questa rete nel suo complesso sono state poste le basi per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico che conterrà tutta la storia clinica del cittadino.